Prima di dare inizio alla cerimonia dell'alzabandiera, desideriamo brevemente testimoniare i fatti di allora. La campagna italiana di Russia ebbe inizio nel luglio del 1941 per il XIR, Corpo di Spedizioni Italiane in Russia, e da giugno 1942 per l'Armea, Armata Italiana in Russia, per avere termine nel gennaio del 1943, impiegando in totale 230.000 soldati. Di questi, alla fine della campagna, ne ritornarono vivi solamente 140.000. Mancavano all'appello circa 90.000 uomini, di cui 69.000 morti accertati e 21.000 dispersi. Coloro che caddero prigionieri dei sovietici furono circa 70.000. Di questi 22.000 non arrivarono nemmeno ai campi di prigionia. Durante il periodo di prigionia poi morirono meno di 38.000 uomini. In patria ne ritornarono solo 10.032. Di qui 90.000 soldati italiani che caddero per onorare il giuramento di fedeltà alla patria. Pochi, troppo pochi, hanno avuto la possibilità di essere rimpatriati. Tra questi, pochi meno di 9.000 riposano in pace eterna in questo tempio davanti al quale oggi noi siamo raccolti, e pochi altri sono stati tumulati nei propri paesi di origine. Dopo 82 anni, da quel 26 gennaio del 1943, giorno della battaglia di Korneyevka, che permise ai superstiti dell'Armea di uscire dall'accertamento, abbiamo il sacro dovere di continuare a mantenere vivo il ricordo di questi nostri sfortunati fratelli in segno di riconoscenza, ma anche di monito affinché gli orrori non abbiano più a ripetersi. A ricordo di quei fatti sono collocati nel piazzale 12 cippi che ricordano le divisioni e i reparti che furono impiegati in quella tragica vicenda. Questi, facenti parte dell'ottava armata, sono le divisioni Tridentina, Iulia, Conense del Corpo d'Armata Alpino, le divisioni Cosseria e Ravenna del secondo Corpo d'Armata, la divisione Pasubio del 35° Corpo d'Armata, le divisioni Torino, Cellere, Sforzesca e Vicenza del 29° Corpo d'Armata, i reparti Camicie Nere, i gruppi autonomi dell'aviazione e la flottiglia 10ª